Allora, se poi chiudiamo un occhio, ma chi se ci può chiudere, c'è una minima lei. Non mi sfidare. Porta tutti i soldi. Bello il gessista di sto cazzo. Fermo, cioè guardate qua, 10 km orari, bravissimo. Ma stanno bene con la testa. Oh no, Aiu sei ciso, Aiu sei ciso. Chiamo l'ambulanza. Oggi il radunino ignorante a Sucivo. Siamo al Tucapul. Cosa stanno facendo? Gli spari, le gare clandestine. È sporchissimo. Quanto sei bello. Anche così sei bello. Oh, perché non accelera più? Si è bloccato. Ti faccio altre 2 pinne che c'è ancora la moto calda. La bacalapa! Fammi un po' di bacalapa! Sparo! Io non ho tirato nemmeno la prima! Stai registrando? No. Volevo comparire nel video. Perché volevi comparire nel video? Perché Volevi fare like e boss? Saluta al popolo di YouTube. ciao. Sta registrando, vedi? Sta facendo il pullino. Sì. E allora uscirai in un video. Oh my god. Oh my god. Posso salire dietro? Sali. Oh, mettiti che lui penna. Andiamo, morirai. No! Grattatellina tattica. Ti fidi di me? Grazie, volentieri. Veramente i suoi panini. Oh, voglio la Coca-Cola io. Buonasera. A chi devo pagare? Lo scontrino lo vuoi? È normale che mi deve fare lo scontrino, bello? Facciamo sulla fiducia. Bello, io qua pago un casino di tasse. Ma tu veramente se vuoi 2 euro una Coca-Cola senza nemmeno la fattura? Veramente vuoi 2 euro? Criminale. Sì, ma lo scontrino? It's a scam. Vabbè, io perché ti voglio bene voglio contribuire alla casa, metti 2 euro qua. Questa è acqua pulita oppure acqua di piscio? Oh, ma te capisco criminale 2 euro una Pepsi? Poi cazzo le tue. Andando io e finanziere. Qui c'è una bancarella abusiva, non pagano le tasse, non pagano l'IRPEF. Caro, ci sono questi soldi? Dove soldi? Io non vedo niente. Abbiamo Ma se dite loro mi stanno chiamando, Andrea, vengo subito. No, no, guarda, mo ti chiami io, ciao. Vieni qua, vieni, bello, vieni qua. Allora, se poi chiudiamo un occhio, ma chi se ci può chiudere, c'è una minima lei. Una a te e su 3 euro. Parlando di soldi, sono ritornato in ufficio perché siete in tantissimi a chiedermi di YouHoldler. Un wallet è una piattaforma fintech che offre prestiti garantiti da criptovalute. In poche parole, ragazzi, dai le tue cripto in cambio di soldi, cash, da utilizzare al momento, che una volta restituiti riporteranno nel tuo wallet le cripto che hai dato in garanzia. È semplicissimo e intuitivo da utilizzare e vi permette di entrare nel mondo delle cripto tramite il cloud mining. Come potete vedere è un divertente sistema di ricompense con 8 livelli che vi permette di guadagnare delle cripto completando dei semplici passaggi. Per iniziare a fare soldi basta cliccare su questi blocchi. Quanto tempo ci metterà ad estrarre queste criptovalute? Dipende dal vostro livello. Io, essendo al primo livello, ci metterò 6 ore, mentre al livello 8 ci metterò solo un'ora. Recentemente sono riuscito ad ottenere un livello gold. Qual è la differenza tra i livelli? È semplice, più alto è il livello, migliori sono le condizioni. Ad esempio, il livello gold aumenterà i tassi di interesse del conto e stimolerà le azioni sulla piattaforma. Inoltre, la velocità di mining sarà ridotta a 2 ore rispetto alle 6 ore del livello base. In pratica è uno strumento che ti permette di guadagnare Bitcoin gratis. Il mondo delle cripto è abbastanza complesso e pian piano sto cercando di capirne qualcosina anche io. E se anche tu vuoi iniziare a muovere i primi passi nel mondo delle cripto, gli utenti che verificheranno il proprio account tramite il mio codice promozionale PETSGOLD entro le 24 ore riceveranno 30 accessi giornalieri al livello gold e a tutti i suoi vantaggi e inoltre riceveranno un pacchetto di benvenuto di 50 scintille. Johnny! Prego, prego. Ah, sì, sì, certo. Aspetta, ora ci facciamo così, guarda. Buonasera. Grazie, vale. E di cosa? Cosa pericolosissima. Cade uno, c'è un mega casino. Io tô bravo. Ci riuscirà a grattarla anche oggi? No. Let's get it. I bought for 16 passenger. This is G5, no, this not a challenger. Salti. Mantieniti bene. Stretta, stretta.
grande. Vieni, vieni, dai, tanto. Lo sapevo. Vai, dai, ragazzi, a tutti quanti, veloce, veloce, un giro veloce a tutti. Fra, sto calcio così che cazzo ti serve? Sei serio? Accelera e se ne va. Levatelo a questo punto, perché lo perdi, levatelo, lo perdi. Che figura di merda. Cioè, capi, così non lo perdi, faccio accelerare e lo perdi e poi sei non ne so. Ho capito. Poso te e porto il prossimo, vai. 5 euro a giro devo fare. Abuso, fra. Grande. E questa è bella cattiva questa. Andiamo, andiamo. Attenzione, lui non sta guardando. Vai, vai. Sali, sali. E di cosa? Oggi ragazzi questo video inizierà così, con questo SH350. C'ha il mono Hollins. Ci sono venuti a trovare questi ragazzi da Catania, SH Club Catania. E vabbè, questo è il mezzo di Rivecchio. Chi è di Napoli lo conosce. È tanta roba. Vola sta SH, vola, vola proprio. Non è una gara a chi si infila prima, perché camminate così? A me mi piace impenna piano. E a me ci vuole il motard. Questa non è adatta per me. Vedi i catanesi come apprezzano Napoli. Guardalo, guardalo. Ma quanto è bella Napoli, Poi l'anteriore se n'è andato, è freddo. Ti sembra il caso, ne? Cioè, ne? Ti sembra il caso? Buonasera. E luce fu. Aia, ho preso anche un fosso, porca vacca. Tutto a posto? Tutto bene. Later. No, pazzo. Si voleva divertire. Ha perso l'equilibrio, giù. Te ne para ma no, più che altre peccate in coppa marciapiede. Studia no, studia a piccio quadro, studia a piccio quadro. Lo fa pure a me quando cade. Lo fa pure a me quando cade, chi sa magari. Volevo dire, questo la fa cadere veramente ogni volta. Ma tu sai, in coppa marciapiede non ci arrivi che i piedi in terra, no? Ma ci arrivi per andare, come? Sciacapate mannaggia. Pinnatella d'arrivo? È un divano. Cioè, guardate la mia moto, ci appoggiano di tutto. Moto e sofà. Solo divani di qualità. Sono andato a provare questa MT-07 che non si sa se è depo. Non hanno capito. Allora, di gas non si alza, sembra depo, lo sai però. Lo sai che ho un dubbio, fra. Ai bassi va, ma non come dovrebbe andare. No, è depo ragazzi, in prima non si alza di gas. Ma a te sul libretto è depo. Ed è rimasta depo, perché in prima non si alza di gas, stamo. Di quarta così, è depo, ci proviamo. Oh. Che figura di merda. Ma non era botto, ma non mi terzo sciuttim, dici ma non me ne guarda. Sì, mo si è zeccato cacao. Però ma proviamoci veramente. Oh! Vitto! Oh, di nuovo! In quarta! Salvatore! Dove sta Salvatore? No, sicuro è depotenziata. No, è depotenziata. In quarta, c'è. Quanto tu qua tengo vinto? Un drink? A posto. Hai perso il drink, vieni qua, Ragazzi, Salvatore ha perso il drink in diretta. Adesso lo perculiamo anche su YouTube. Ci ha dato l'autorizzazione con questa cosa. Siete pronti? Ci vedete tutti quanti nei commenti. Salvatore, non sai impennare la 07. Ti sei comprato la Speed e non sai guidare. Hashtag Speed non funziona. Portate il leve. Dove sta? Ah, grande. Bellissimo. Ecco, questo ti diverti. Là dietro devi andare a girare. Una richiesta. C'è una 03. Da impennare? Sì, devo impennare. Dammela, dai, ci proviamo, dai. Dove sta?
Alla prima impennata, ragazzi, non avevo mai provato una. Bella, si alza in prima, però si alza. Proviamo di seconda, che belli, guardali. Per questo abbiamo bisogno di uno spazio tutto nostro, perché così ci mettiamo veramente in sicurezza e ci possiamo divertire, tutti con le protezioni. Sì, si alza anche di seconda. È un giocattolo, si alza tutto, ragazzi, tutte le moto si impennano. Com'è bella la Vespa, ragazzi. Si impenna comunque, si impenna tranquillamente. Tranquillo. Vuoi sentire il Duke 125 più rumoroso della Campania? Vai, fai sentire. Ce l'hai fredda, ma penso. Accelera. Mamma mia. Vado a girarla, ma ci si tu lago. Serio? Cioè io adesso devo scendere io la moto da qua sopra. Questa è piena potenza, ragazzi. Piena potenza, salta da terra. Questa a piena potenza. No, ma te ne accorgi subito, la tua è depo, credimi, la tua è depo proprio. Cioè questa pure in quarta l'alzo da solo io, secondo me, tranquillamente. Io sono peggio dei bambini, ragazzi. Che ci volete fare? Non mi sfidare. Ciao ragazzi. E ragazzi siamo a Sant'Antimo, no? Aversa, dov'è? Dov'è? Questa è Aversa. Grazie. Prego. Non funziona così nel paese, non si saluta tutti qua. Comunque verso per pianure, Ah, sta vedendo fuoco, tu. Anche va così sta moto, è proprio brutta. Ragazzi guardate, c'è il boss là. Volevo fare il boss, ma quale trap? Oh no, ma rapoleno te che proprio te terra vera. Oh no, c'è Paraide. Buongiorno signore. Ragazzi, buonasera. Cosa possiamo rubare da qui dentro? A proposito di alcolizzati, se avete le 13esime da spendere, voglio ricordatevi di me, che sono chiuso in due negozi, stanno in sciù. Chi stanno secondo me da gennaio in poi si va a mangiare la Caritas. Un saluto. Ragazzi ho comprato la moto nuova RSV4C. Questa non me la posso permettere. Questa qua tanto quanto. Later. Vai giù, è fermo, cioè guardate qua 10 km orari, bravissimo. C'ha un senso dell'equilibrio assurdo. Bello proprio, guarda qua. Fermo ragazzi, 10 km orari. Bellissimo, cioè se cadi così non ti fai nulla. Cioè cioè io mi fermo con i piedi con la moto, cioè è assurdo. Questo è saper impennare, cioè equilibrio a tutti gli effetti. Stiamo entrando a fare una rapina in banca a Salvatore. Salvatore sta prelevando e noi entriamo in banca a rapinarlo. Aspetta. Fermo. Rifacciamo da capo Dio di Dio. Stiamo entrando a fare una rapina in banca a Salvatore. Salvatore sta prelevando e noi entriamo in banca a rapinarlo. Aspetta. Posa tutti i soldi! Pezzo di me! Andiamo a carpire il suo codice PIN. 1923 500 euro, Salvatore. 70 euro umili. Buonasera, non si preoccupi, questa non è una rapina. Siamo ragazzi che amano le moto. Andiamo a prendere il pezzo a Leone Traiano? Giusto per essere precisi, cosa si intende per prendere un pezzo a Leone Traiano? Se un Valentino normale equivale ad un cosiddetto pezzi, allora un pezzo sarà un Valentino di statura inferiore. Bello il gestista di sto cazzo. Non lo so, l'ho salutato, non mi ha salutato. Merda! Ci sei? Andiamo! Ma stanno bene con la testa. Testa di cazzo. Oh! No! No! No, no, sei sciso, no, sei sciso, aiuto. Sei sciso, aiuto. Aiuto, sei sciso, aiuto, sei sciso. Aiuto, sei sciso. Aiuto, sei sciso, aiuto, sei sciso, aiuto, sei sciso, cazzo. Perché? No, cazzo. Perso l'equilibrio in coppa all'asfalto così. Come stai tu, Fra? Fra, tu come stai? È chiappato il dislivello dell'asfalto qua e se ne è scappato il motorino. Cazzarola.
Ciappato il dislivello, penso. Chiamo l'ambulanza. Chiamo l'ambulanza. Qua già è caduta, fa ciappata a botto. No, non sta buono. Sì, sta a terra tu. Siamo un po' stato nei mare oltre che voglio lasciare. Ui! Ragazzi, come dicono? Città di pronto soccorso. Siamo attrezzati qua. Lo sanno i ragazzi di Catania che cadiamo qua. Mannaggia. Ragazzi, sono cose che capitano, che a me fa. Testa di cazzo siamo. Le teste di cazzo siamo. Che ridi tu, che ridi tu. Io quello stavo dicendo, fra. Nel video te lo giuro, signora a fianco, che testa di cazzo, che testa di cazzo. È caro. Frate, io te lo giuro, io lo sentivo. Però guarda qua, guardiamo qua sto scalino, qua si parla di 5-6 cm di scalino, tu lo acchiappi con una ruota, ti lancia, qua hai acchiappato il briciolino e caro. Lascia stare che lui stava impennando. Che stava impennando? Sì. Quindi sta nel torto marcio e deve pagare solo la macchina ed è stata sperando che sta bene. Però che fa? Viene l'autoambulanza, gli diamo i rifiuti sanitari, dico signorina, lei fa raccolta differenziata. Abbiamo anche la busta perché noi rispettiamo l'ambiente. Perché noi del sud rispettiamo l'ambiente. Hai capito? Lo smog lo fate voi, su, non noi vi diamo le arance. Guarda il siciliano com'è? Arancina o arancine? Arancino! È maschio! È di Catania e non ci fate niente. Palermitani non vi arrabbiate, palermitani non vi arrabbiate. Sì, ma non si può tenere una strada aperta così, cioè, è un marciapiede. Ha preso il marciapiede, ha perso il controllo e è andato contro la macchina. Però non è giusto che fanno sempre questi marciapiedi così, perché non li costruite? E basta, non fanno. È la strada, non ci facciamo niente. Non c'era niente che segnalava, niente. Non c'era niente che segnalava. Almeno mettere due coni, qualcosa che... no, non c'è niente, abbiamo visto adesso, non c'è nulla, non c'è nessuna segnaletta. Dici tu l'inquadratura più bella. Questa cosa buona facendo. L'ambulanza sta là, lo stanno portando all'ospedale San Paolo, adesso andremo al San Paolo, ma guardate qua, c'è Tombino Bobobom che acchiappi dislivello che ragazzi, cioè se io mi incanalo qua con la moto, lo prendo e guardate qua, c'è, capito? Non si può per nulla guidare così. Ragazzi, naturalmente non giustifica il comportamento del ragazzo. Sì che la strada era rotta e non c'era segnaletica, ma lui non doveva impennare. Anche se altri 10 ragazzi il giro di una settimana sono caduti, stando in diversi gruppi. Anche una mamma di un ragazzo che mi segue è caduta proprio in quel punto a causa della strada dissestata, perché non c'è niente che segnala. Un bello scalino che se sei distratto o altro, anche perché zero illuminazione in quel punto, ti porta a cadere. Comunque il ragazzo sta benissimo, fortunatamente ha avuto solo 4 punti sul ginocchio. Sì. È stato 12 ore in ospedale, 13 ore perché è uscito la mattina alle 9, noi fino alle 2:30 l'abbiamo aspettato in macchina con Luca. In macchina, sì, in giro fino a fuori l'ospedale ad aspettarlo, ma normalmente non ci facevano entrare, quindi... Luca si è ritirato, io sono andato a casa, l'abbiamo aspettato e la mattina verso le 10:30 è riuscita ad uscire dall'ospedale, cioè assurdo, assurdo. Napoli. Sono cose che capitano, bisogna stare attenti, proprio per questo stiamo facendo un posto tutto nostro, quindi ragazzi, prudenza, non dobbiamo fare cazzoni quando non si può fare, cioè se la strada non è aperta, ci sono tante macchine, il problema è dietro l'angolo, quindi bisogna stare più calmi.